è tutto sbagliato, dall'inizio alla fine. Quindi se tagliano, noi come facciamo? Non è giusto tagliare i servizi. Certo che bisogna fare i conti. È una vergogna. Proprio sulla sanità. È una vergogna. Chi taglia a pagare i ministri che si dà a Roma. Ci risiamo, quando si parla di tagli, i riflettori tornano a puntarsi sulla sanità accusata da sempre di sprechi. Lo hanno fatto i governi precedenti e torna oggi a parlarne anche il governo Renzi, con tagli per 3 miliardi di euro. Il Premier si affretta a dire che non si tratterà di tagli lineari, indiscriminati, ma saranno, dice, tagli più certosini. Ma se non sono tagli veri e propri, il rischio più consistente è che si parli di aumenti del ticket. Insomma, comunque la si voglia mettere a pagare sarà il cittadino contribuente. Io non lo trovo giusto, sinceramente. Dopo non saprei cosa dire, sai. Disastro, anche perché lo pago intero. No, oltretutto si paga meno senza il ticket certi esami che pagare col ticket. Penso che sia negativo perché logicamente la sanità interessa tutti ed è una grave perdita. Proprio la sanità non dovrebbero togliere i soldi dalla sanità. Se i cittadini si indignano, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, non è da meno. È scandaloso ed è senza vergogna. Abbiamo chiuso l'accordo non più tardi di un mese fa rispetto al budget della sanità a livello nazionale. Che oggi ci vengano a dire che vogliono tagliare 3 miliardi in maniera orizzontale è scandaloso. Il governatore del Veneto, tabella alla mano, indica i costi veneti della sanità, tabella inviata anche al Premier Renzi a buona memoria, ed incalza: provino a tagliare un solo euro della sanità veneta, dice, e mi troveranno personalmente steso di traverso sulla strada che vogliono percorrere di distruzione della sanità in Italia, e aggiunge: Mi si spieghi piuttosto perché un pasto in ospedale in Veneto costa 6,5 € e in giro per l'Italia arriva a costare anche 60-80 euro. Una siringa qui da noi 6 centesimi, in giro per l'Italia 24 centesimi. La verità è una sola, che questo governo è ostaggio degli spreconi.